Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati i nostri ospiti, adesso ve li presento subito, intanto vi dico qual è il tema che andremo ad affrontare, che è un tema che purtroppo riguarda tutti quanti noi indistintamente, pesa sulle tasche delle persone pensionate in modo particolare, ma sappiamo di tantissime famiglie, tanti lavoratori, la massa sostanzialmente delle persone che hanno un reddito tra virgolette medio-basso, ormai sono tutti diventati redditi, vabbè, irrisori per le spese che sono da sostenere, e parliamo del mercato dell'energia e anche delle truffe in questo periodo di rincari. Ecco qui la prima slide che ci introduce a questo tema, e introducendoci al tema io vi invito a scriverci i vostri messaggi, le vostre domande, le vostre esperienze, perché qui in studio abbiamo il piacere di riavere con noi Dario Belli, presidente Federconsumatori Padova, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie dell'invito. E quindi associazione di consumatori presente sul territorio in modo capillare, qui è rappresentata Padova ma è rappresentata anche Venezia, perché siamo collegati con Paolo Ormesi, presidente Federconsumatori Venezia. Grazie anche a lei presidente. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Ben arrivato, ben arrivato. Allora, quindi avremo un po' il polso della situazione di due realtà, tra cui città metropolitana anche di Venezia, molto particolari, molto interessanti. Però vediamo un po' di fare un quadro generale. Incomincerei con lei, presidente Belli. Il mercato dell'energia abbiamo avuto delle batoste paurose e soprattutto a fronte di questo si sono allacciati tanti meccanismi, perché poi abbiamo visto il mercato libero è prossimo, quindi anche tante offerte, tante proposte, e le persone si sentono un po' disorientate perché tutti vorrebbero spendere il meno possibile. Cosa sta succedendo? Situazione dei rincari, intanto vediamo la prima slide così può anche darci lumi. Eccola qua. Ecco qua, questi sono i rincari che fanno riferimento a una proiezione di un anno fa, e quindi quelle percentuali ci dicono tutto su quello che è stato il dramma del caro bollette e caro energia dell'ultimo anno, e addirittura con la punta di marzo, quindi la comparazione tra marzo 2022 e marzo 2021, addirittura il rincaro è stato anche più importante. Questo è un dato reale, crudele, è così, e abbiamo anche nella precedente occasione parlato del perché di questi rincari. Si parte un po' dalla fine della pandemia, dove ci sono sicuramente delle motivazioni oggettive, che sono la ripartenza tutta insieme di un'economia globale, quindi difficoltà a trovare una quantità proprio di materie prime concentrate in un boom di domanda che è esploso tutto nello stesso momento, e andando poi ad analizzare in modo più approfondito anche una piccola riduzione della disponibilità delle energie. Però speculazione c'è stata, è inutile dire di no, perché si sono viste materie prime che chiedo a lei anche presidente Venezia, vero? Sì, io direi che principalmente è dovuto alla speculazione questo aumento. Speculazione che ha secondo me due volti. Uno che è quello del Covid, che ha avuto un momento di regressione anche di richiesta energetica, e al momento dell'espansione, quando sembrava che le cose andassero un po' meglio da un punto di vista sanitario, e quindi un aumento della domanda, è corrisposto non un altrettanto aumento della disponibilità, ma non perché non c'era, ma perché non si voleva. L'altro è che... No, non si voleva, è lì che sta il problema, non si voleva. Prego. Non si voleva. L'altro è invece, che è molto molto importante secondo me, è un problema di ARERA. ARERA fissa i termini per dare un costo all'energia che si basa sulla borsa energetica, che non sono assolutamente i costi reali dell'energia. L'energia nel nostro paese arriva per altre vie. Noi abbiamo sto pensando ai contratti del gas, sono contratti che termineranno nel 2035. Dove sono già fissati dei prezzi, dove sono già fissati dei consumi, e quindi non è la borsa che determina il costo reale,
tanto che possiamo aggiungere che in alcuni paesi, come per esempio la Spagna e il Portogallo, il costo energetico non è quello che abbiamo qui in Italia, ma perché sono delle scelte diverse di dare di rilevamento del prezzo. Quindi da questo punto di vista credo che dovremmo fare un'analisi attenta e non scaricare sul consumatore finale aumenti che tra l'altro in realtà neanche ci sono, ma che vanno invece a rifocillare e a dare veramente spazio a queste aziende che vendono energia e oggi stanno guadagnando tantissimo. Ecco, Chiaro. questo è credo un problema da sviscerare. Assolutamente, torniamo noi a Padova, abbiamo rivisto la slide, Presidente Bellio, qui 6% l'inflazione in Italia, 6,5% il Veneto. Fa paura sta cosa qua, perché abbiamo situazioni, lei che poi si intende anche di finanza, di economia, di differenza di questo tipo, giustificate da che cosa? Sono giustificate in gran parte dal caro energia, quindi sia elettricità che gas, che a cascata va a influenzare tutta una serie di meccanismi di settori merceologici, dalla grande distribuzione alimentare ai trasporti e alle coltivazioni. È tutto collegato. Ma perché il Veneto costa di tutto di più? Il Veneto costa un po' di più e quindi c'è una maggiore inflazione perché essendo una delle zone, perché questo è la verità, una delle zone, usiamo il termine con maggior benessere, probabilmente sì, c'è una maggiore domanda. Quindi dove c'è maggiore domanda costa dove c'è maggiore di più. domanda il prezzo rincorre un po' la domanda sempre. Bisognerebbe diminuire la domanda. È una legge del mercato. Anche in periodi duri, laddove la domanda è maggiore, la disponibilità di denaro è maggiore, il mercato insegue queste dinamiche. Questo è il mercato palese, ufficiale, sì. Insomma, il mercato ufficiale, sì. quello che È riscontravi. ovvio che, come diceva il collega di Venezia, il caro energie veramente ha determinato questi rimbalzi così importanti, con uno sfondo diciamo di speculazione importante. Esatto, sì, questo perché... è significativo. Sempre nella prima slide, beni energetici più 39,5% rispetto al 2021, marzo 2022 più 50,9% rispetto all'anno prima. I beni alimentari più 5,7% rispetto all'anno prima. È tantuccio. Sì, è tanto, e dentro quel 5% dei beni alimentari che è una media, ci sono dei beni alimentari basilari come il pane che ha fatto un più 11%, la carne più un 6%, addirittura lì se vediamo la slide nel dettaglio, forse più avanti, adesso non so, ma su alcuni prodotti come la verdura fresca addirittura le percentuali che ci vengono date dalle varie banche dati sono inferiori. Alcuni prodotti della verdura hanno avuto un incremento anche del 15-16%, soprattutto tutto quello che è coltivato in serra, per esempio. Come sappiamo le serre d'inverno le riscaldano e d'estate vanno rinfrescate a secondo del tipo di cultura e le serre, quindi la climatizzazione delle serre funziona a gas. Certo. No, quello che mi lascia sorpreso è che tante volte mi diverto a chiedere anche informazioni nei vari supermercati per come l'andamento dei consumi, vedo magari dei beni che sono finiti e altri invece che si accumulano, li ritirano, ma capita adesso sempre più di frequente che ritirano beni scaduti e sono i freschi. E allora chiedo, dico, ma come mai? La gente compra meno il fresco. Cioè la verdura, la frutta alla fine resta là, devono toglierla perché va in scadenza, si rovina e non la consuma, quindi non c'è domanda a questo punto, perché si vede che la gente ha rinunciato a certi beni, costa troppo. Sicuramente la gente ha rinunciato a quei beni meno indispensabili, alcuni tipi di verdura o la frutta ha raggiunto in alcuni casi dei prezzi veramente importanti e quindi probabilmente una famiglia che deve mettere insieme il pranzo con la cena, se deve risparmiare su qualcosa, si orienta su quei prodotti dei quali può fare benissimo a meno e non certo su un prodotto primario come può essere il latte, il pane, la pasta. Chiaro, e questo determina che determinati prodotti rimangono invenduti.
Ma d'altra parte come si fa? Io ho visto dei prezzi, per esempio quest'anno le pere erano introvabili, e se le trovavi a 4 euro, 3,5 € al chilo. Sì, Cioè, sono cifre importanti, voglio dire, una famiglia veramente, se ha necessità di fare economia, comincia sicuramente a fare una cernita di quello che può o non può acquistare. Assolutamente. Allora, condivide per quanto riguarda la zona del Veneziano, Presidente? Sì, condivido per quanto riguarda la zona del veneziano, qua abbiamo anche un altro grosso problema che è quello del turismo, che sicuramente influisce nell'aumento dei prezzi, in modo particolare nella città di Venezia, ma anche nelle altre città dove il turismo è forte nella nostra città metropolitana. Io direi che tra l'altro sul discorso c'è un'altra speculazione a livello alimentare, anche se questo magari non è l'ambito, ma è giusto sottolinearlo anche per avvertire. Teniamo presente che non c'è soltanto l'aumento del costo per chilo, eccetera, c'è anche il tentativo da parte di molte industrie di ridurre le confezioni, quindi mantenere il prezzo costante, non ce ne accorgiamo, però riducono il quantitativo all'interno della confezione. Verissimo, l'ho controllato. Che da 125 grammi passano a 100 grammi. Quindi è un'inflazione che è molto più pesante di quella che in realtà stiamo sentendo. Ecco, su questo ci sarebbe da fare. Io dico sempre una cosa importante, credo, che mancano i controlli. Gli organi di controllo purtroppo sono degli organi di controllo il più delle volte fittizi. O perché non hanno i mezzi o perché non vogliono, però in realtà controlli ce ne sono ben pochi nel nostro paese. Su questo credo che dovremmo in qualche modo intervenire e credo che anche da parte vostra, quindi da parte dell'informazione, sia giusto mettere sotto riflettori alcune situazioni sulle quali insomma ci sono degli organi di controllo che controllino. Assolutamente sì. No, ma voi tra l'altro come associazione dei consumatori anche a livello nazionale avete fatto queste verifiche e avete più volte segnalato attenzione ai prodotti, quantitativo di prodotti. Io sono andata a controllare perché quando è arrivato il vostro comunicato, verificato, è vero, da 100 grammi sono passati 90 grammi, eravamo ancora fermi ai panettoni, 1 chilo 750, per cui grazie tante, aumenti il prezzo e diminuisci la quantità, e dappertutto nei ristoranti fanno lo stesso, e i bar, dappertutto te ne danno di meno e il prezzo è aumentato, e insomma dopo non si lamentino che incominciano, la gente non ci va più, perché io dopo non voglio sentire lamentele, perché qui è tirare la corda. Passo la parola anche a lei, però andiamo in pubblicità prima, perché dopo l'argomento è altrettanto importante: truffe telefoniche nel settore dell'energia, quindi restiamo nel settore energetico. Cosa sta succedendo? Tra poco. Non sento più niente. Presidente. Beh, nel settore dell'energia succede quello che succede anche in altri campi. Io per semplificare raggruppo sempre le truffe in quelle che sono le truffe commerciali, le truffe finanziarie e le truffe più in generale online. Poi qua dentro ci sta tutto, ci stanno le truffe sull'energia, sulla telefonia, le truffe sugli acquisti. Se avremo tempo possiamo benissimo parlarne di alcuni aspetti anche molto curiosi. Le truffe dell'energia molto spesso si concretizzano anche con l'operatore che ti chiama e ti dice: guarda, sono un broker, rappresento... Eccole qua sono i 4 casi, no? Esatto, rappresento un gruppo di aziende, sono in grado di farle il miglior prezzo assoluto indipendentemente da quello che sta pagando attualmente. Oppure altri si presentano magari addirittura porta a porta. Qua dice: la chiamo dall'ARERA per offrirle le condizioni di favore previste dall'autorità, quindi si spacciano addirittura per l'ARERA. Addirittura si spacciano per l'ARERA, che è un'autorità e quindi diciamo di preciso poi probabilmente non sanno neanche di cosa si occupa l'ARERA, dal momento che fanno questo tipo di telefonate per il cambio di utenza, che non è certo l'ARERA che si occupa di questo. Ma dicevo appunto, poi ce li troviamo anche a porta con la scusa di verificare il contatore, per esempio,
oppure si spacciano per dipendenti di un marchio importante e quindi chiedono alle persone più fragili, più anziane o meno accorte di verificare la bolletta dell'energia per vedere se tutto va bene e se ci sono i margini per fare uno sconto. Ecco, tutto questo ha a che fare con dei piccoli imbrogli, dei contratti addirittura stipati anche per telefono, perché oggi purtroppo i contratti anche in ambito della telefonia si possono fare per telefono e naturalmente molte persone ci cadono e dopo poi si deve correre ai ripari o a capire cosa è successo. Certo. Presidente invece di Venezia, Ormesi, che cosa riscontrate? Cos'altro si può aggiungere relativamente a queste truffe, come quel che l'ha spiegato? Ecco, c'è anche un messaggio che è arrivato: basta con questi aumenti al supermercato, ogni cosa è aumentata, anche di poco, ma sempre aumentata. Il mio stipendio chi lo tutela? Un messaggio che è arrivato da un telespettatore. Effettivamente è un problema anche di tutela, è quello che si diceva, insomma, bisogna anche qualche modo intervenire. Prego. Beh, qui stiamo parlando purtroppo sulla difesa dei salari, abbiamo perso la scala mobile e questo oggi lo stiamo sicuramente pagando. Comunque, al di là di questo, direi che sul discorso delle truffe ce ne sono di tutti i tipi, ce ne saranno sempre, però anche qui è da sottolineare il fatto che i controlli sono abbastanza, anche le nostre denunce quando partono non sempre vanno a segno, ma non per volontà nostra, ma perché gli organi competenti non sempre danno il controllo che dovrebbe essere dato. Su questo credo sia importante sottolinearlo. Quello che è peggio è che soprattutto per le persone più deboli la cosa diventa anche angosciante, perché ci rivolgono a noi molte persone che non sanno neanche con chi hanno fatto il contratto. E questo diventa per loro, poi sul discorso che il contratto va terminato entro i 14 giorni, che non è vero, perché chiaramente loro non sapendolo devono solo avere pazienza, aspettare la prima bolletta che arriva per capire con chi hanno fatto questo contratto telefonico e poi intervenire per eventualmente scioglierlo oppure fare le proprie scelte. Quindi da questo punto di vista qua è veramente una situazione, torno a ripetere, angosciante per qualcuno che non sa cosa fare, veramente diventa problematico. Non saprei come risolvere questa cosa, perché fino a che ci sono nel giro delle aziende, purtroppo noi stiamo chiedendo, anzi a proposito tengo a sottolineare che noi per il 10 di giugno stiamo organizzando di portare avanti alle prefetture di tutta Italia, dove è possibile, un documento per chiedere quali sono le cose che i consumatori chiedono. E questo è quello che stiamo facendo. Perché ci sono molte cose sulle quali bisogna intervenire e non ultimo il fatto che ci siano più di 850 aziende che stanno distribuendo energia nel nostro paese. È una cosa assurda che non ha nessun valore. Uno si apre un negozietto dietro casa, una vetrina e distribuisce energia. Non so quanto poi sia in grado di farlo, però questa è la realtà delle cose. Quindi se lei va su un qualsiasi sito, sono più di 850 in tutta Italia. Quindi bisogna stare anche attenti a quelli che possono avere un maggior credito oppure avere una maggiore credibilità. Vendita Scusi, sì, prego, scusi, da noi si rivolgono spesso chiedendoci con chi andare. Non siamo in grado di dare una risposta, però sottolineiamo, e lo dico anche qua apertamente, cercate di andare con quelle società che sono almeno conosciute, con le quali si riesce ad avere un rapporto. Cioè quelle società sconosciute di cui nessuno, anche se vi fa 5 centesimi in meno, teniamo presente che non li recupererete più nel momento in cui avete dei problemi. Questa è la cosa da sottolineare. E poi anche un discorso di passaparola, cioè informarsi magari che altre persone come si sono trovate, perché questo può essere un po' significativo. Torniamo al Presidente Belli per il venditori porta a porta. Leggo prima un altro messaggio: vi informo che ricevo tutti i giorni almeno 4-5 telefonate di gestori luce, gas, telefonia, ma come fanno ad avere il mio numero? Come tutelarmi? A lei, Presidente Belli. Beh, questo è aspetto vecchio. E come si fa a tutelarsi? Bisogna stare attenti a quello che si risponde. Purtroppo tutti siamo bersagliati da queste telefonate
che almeno per la telefonia fissa c'è un metodo per come dire, difenderci, per attivare un filtro che però non sempre funziona, non funziona bene. Direi di stare attenti a quello che si risponde. Ah, quindi il famoso filtro di cui abbiamo parlato anche in passato, eccetera. Sì, poi magari la sua efficacia si potrebbe discutere, però quantomeno stare attenti a quello che si risponde, capire con chi si ha a che fare, non dire sì, va bene, sono Dario, sono Luigi, sì, sono io, confermo, ecco, tutte queste cose qua. Cioè la parola sì o certo non bisogna dirla assolutamente, evitarla, perché sennò ti fanno un vantaggio. È ovvio. E poi non dare le informazioni del POD o PDR, né codice fiscale, tantomeno in inizio. E tantomeno, addirittura direi assolutamente poi di non inviare o di far vedere copia della bolletta che abbiamo. E questo vale soprattutto per le persone anziane, perché si fidano, aprono la porta, fanno entrare e mostrano tutto quello che hanno. Un appello in più, potremmo dire attenzione, laddove però ci si accorge di aver fatto un errore e quindi si ha il sospetto che la telefonata non è stata chiusa in modo corretto, che abbiamo il sospetto che siamo stati in qualche modo, tra virgolette, truffati. Attenzione che ci sono i rimedi, quindi poi di non dimenticarsi questa roba qua, perché comunque uno al quale viene storto un contratto telefonico certo non ha in mano il contratto e quindi non ha la data di inizio del contratto, ma sicuramente poi arriverà, come diceva il collega, una prima fattura o addirittura in qualche caso potrebbe arrivare una lettera di benvenuto. Ecco, da quel momento in lì, se si è in grado e si sa cosa fare per disdire e revocare questo contratto, bene, se no sarà il caso di chiamarci, le associazioni sono qua per questo. Per aiutare a venirne a capo. Da quel documento lì, prima fattura o lettera di benvenuto, iniziano poi il conteggio dei giorni entro i quali si può recedere da questo contratto. Perfetto, sembra che ci sia solo la guerra, ma noi la guerra l'abbiamo in casa con il portafoglio ogni volta che si fa la spesa. Mi spiace per l'Ucraina, ma mi spiace anche per l'anziano di 80 anni che deve pagare 600 euro di gas e luce. Qui si entra in un campo veramente desolante e per me, per certi versi, anche fastidioso, perché lo sperpero di denaro che viene perpetuato ormai da tempo per andare incontro ai vari bonus, aiuti, aiutini, non serve a niente se non siamo in grado di intercettare le persone veramente bisognose e quindi, tra virgolette, non andare incontro a tutti. Io faccio l'esempio sempre, è inutile dare un bicchiere d'acqua a tutti, perché con quel bicchiere d'acqua che diamo a tutti qualcuno neanche lo beve perché ha tanto vino e persone che muoiono di sete non gli risolve il problema. Io il decreto aiuti, faccio una piccola parentesi per fare un esempio. Uno dei capitoli del decreto aiuti del 2 maggio ultimo riguarda un bonus di 200 euro per il caro bollette, vite e tutto. Ora, questi 200 euro possono essere dati a chiunque ha un reddito pari o inferiore a 35.000 euro all'anno. Questa mattina ho incontrato una persona che fa fatica a pagare non solo la bolletta, ma le medicine perché ha una pensione di 600 euro, si prenderà questi 200 euro. Una famiglia dove ci sono due a lavorare e, faccio un esempio, hanno un'entrata di 70.000 euro all'anno, prendono 400 euro. No, 200 e 200. Ah, 35.000. Perché il tetto... Ma è familiare o individuale? No, è individuale. Quindi è a pioggia come i famosi 600 euro. Questo veramente è uno sperpero di denaro che poi qualcuno dovrà pagare, perché anche quando, per carità, partiti e sindacati chiedono bisogna aiutare questo, questo, questo e questo, ok. Gli aiuti servono e c'è tanta gente che ha bisogno di aiuti, ma o si riesce a fare, come diceva Paolo prima, i controlli e si riescono a dare aiuti alle persone bisognose o se no è solo uno sperpero di denaro. Questo vale per i bonus, vale per il reddito di cittadinanza, vale per gli aiuti all'energia, vale per tutto, altrimenti si stanno sprecando miliardi nel nulla. Chiaro. Paolo Ormesi, cosa dice? Stava intervenendo. No, sono pienamente d'accordo con quello che dice Dario, perché su questo ne discutiamo
e siamo veramente concordi. Io sottolineerei sul messaggio che è arrivato che oggi il caro energia non influisce più solo ed esclusivamente sul povero pensionato con la pensione minima, eccetera, ma agisce e interferisce in modo pesante, ma veramente pesante, su tutti i lavoratori, perché se pensiamo anche ai giovani che non riescono più ad andare a vivere da soli in questo modo, allora gli stipendi oggi, un ottimo stipendio, parliamoci chiaro, sono 1.200 euro al mese. Pagare 600 euro, 700 euro di bollette significa non avere i soldi per pagarsi l'affitto. Questa è la realtà e su questo noi dobbiamo andare. E per aggiungere a quello che diceva Dario sul bonus, teniamo solo presente che solo il bonus, cosa ha fatto il bonus 110? Il bonus del 110 sull'edilizia ha creato lo scompiglio totale, ha creato che chi aveva i soldi si è rimesso a posto la casa anche se non ne aveva bisogno, e chi invece aveva una casa in situazioni deprecarie non ha potuto assolutamente fare. Questo io credo e spero che qualcuno su questo prenda delle decisioni, perché non è ammissibile. Chiaro. Allora, torniamo su per questi una Padova temi, sicura che garantisce protezione e cura ai cittadini. Volevo ricordare Una Padova che per che quanto riguarda mette le i vendite di quartieri al energia porta a centro. porta, Una Padova che si attenta alle necessità dei cittadini e a nome di un fornitore noto, attivano forniture per un'altra azienda, però entro 14 giorni da questa stipula, dalla firma, è possibile recedere dal contratto. Altrimenti anche dopo i 14 giorni, anche dopo. Dalla tradizione napoletana, Caffè A meno che non sia stato proprio firmato, aroma unico e gusto inconfondibile. In capsule compatibili con tutti i sistemi, in cialde o macinato e in grani bar. Vieni a trovarci a Padova in via Euganea 47. Acquistalo online su agrifoodpd.com. Caffè Barbaro, profumo napoletano, via Euganea 47 Padova. Lasciati avvolgere dal benessere. Stabilimento termale La Contea a Battaglia Terme, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Cure termali, vai, cure inalatorie, cure per la sordità linogena, percorso vascolare, idrochinesiterapia, cure fisioterapiche e poliambulatorio. Inoltre, piscine termali con idromassaggio, corsi di nuoto per adulti e bambini, acqua gym, acqua bike e acqua step. termelacontea.com. Hotel Petrarca a Montegrotto Terme. 7 piscine termali per offrire soggiorno e relax per il benessere del corpo e della mente. Hotelpetrarca.it. Misticismo, mistero, spiritualità, antichi riti e segreti militari. Ai confini del sapere, ogni sabato dalle 23:55 su TV7 Triveneta. Allora, torniamo qui, stavamo un po' chiacchierando fuori onda, è una cosa anche interessante, Presidente Belli. Lei citava il problema che nella questione dell'energia c'è chi ci ha guadagnato, ci sta guadagnando moltissimo. Sì, riprendo un pochino il discorso di Paolo che ha introdotto un argomento veramente importante, cioè è vero il caro energia, tutto quello che ci siamo detti e la speculazione, però possiamo anche così andare un pochettino a sindacare dove sta la speculazione. Ora il gas è una materia prima che è gestita con vari sistemi anche abbastanza complicati, ma sostanzialmente ci sono due mercati, quelli bilaterali e che sono stipulati dai grossisti e dai estrattori e fornitori, e su un mercato del mercato telematico di Amsterdam, dove lì si contratta il gas spot, cioè giorno per giorno, e il prezzo viene addirittura determinato giorno per giorno. E qui ci sta tutte le anomalie della domanda e dell'offerta, perché poi ci sono grandi operatori finanziari, quindi banche d'affari, ma soprattutto trader e anche fondi di investimento che poi aprono una miriade di posizioni a rialzo, e questo determina poi sicuramente una droga sul mercato. Ma
Per esempio, i grandi grossisti che hanno stipulato contratti con società estere e che li hanno stipulati 10, 15, 12 anni fa ad un prezzo fisso, e questo prezzo fisso era fissato per la durata del contratto, che, come diceva Paolo, addirittura può durare 20 anni, 25 anni. Questi continuano ad acquistare gas e pagare il gas al prezzo pattuito, perché era un prezzo fisso magari. Perché questi possono ribaltare il prezzo in modo così esorbitante, quindi guadagnarci il 500%? Ecco, dunque, ritorno sempre al discorso di Paolo, i controlli. Questi grossisti che hanno fatto paurosi guadagni dovrebbero essere non solo controllati, ma dove si accerta che ci sono stati questi guadagni fuori da ogni logica a discapito dei consumatori, e quindi anche non solo dei consumatori ma poi di tutta un'economia che gira intorno all'energia, dovrebbero essere non con qualche tassa suppletiva, come ho sentito dire anche ultimamente, ma veramente con tassazioni importantissime, correlate in relazione ai guadagni che hanno conseguito. Assolutamente. Presidente Ormesi, tornando un po' su questa questione, abbiamo anche le persone hanno reagito a questi rincari, abbiamo dei numeri significativi, perché l'81% del campione, su cui è stata fatta un'indagine da parte dello SPCGL, ha adottato delle strategie di contenimento, quindi vuol dire che si è attivata per cercare di spendere meno, e comunque poco più della metà denuncia che i rincari stanno influendo in modo molto importante sul bilancio di fine mese, e il 72,8% dice che sono insufficienti gli interventi messi in campo dal governo. Questo dovrebbe far riflettere e far anche prendere una certa posizione voi come associazione. Sì, allora, come dicevo prima, per prendere posizione noi l'abbiamo presa, la stiamo prendendo e continueremo a prenderla, e spero che anche voi come mezzi di informazione ci darete una mano il 10 quando vi darò e vi manderemo tutta la documentazione necessaria su quello che noi presenteremo alle prefetture e quali sono le nostre richieste che sono delle richieste per mantenere un costo dell'energia fattibile. Perché l'esempio che facevo prima è che quest'inverno uno che prende 1.000-1.500 euro al mese non potrà riscaldarsi. Su questa risposta noi dovremmo capire che cosa vogliamo fare, perché non è possibile, cioè ai costi attuali non è in grado di riscaldarsi, e conta ben poco il fatto che si possa in qualche modo rateizzare, perché la rateizzazione va bene solo e esclusivamente se uno è capace poi di pagare, ma se uno non ha i soldi, la rateizzazione lo mette in un circolo che è ancora peggiore, perché poi si ritrova con dei debiti che non riesce a saldare, e da questo punto di vista dobbiamo stare molto attenti, e credo e noi staremo attenti noi anche che il governo in qualche modo intervenga. Certo. Una parola solo sul discorso del porta a porta. Sì. Allora, il porta a porta è una filosofia, cioè non va accettato, ma non sull'energia, non va accettato, è inutile, stiamo qua, noi abbiamo la maggior parte dei nostri problemi li abbiamo con le vendite porta a porta, ma è impossibile pensare che qualcuno venga a casa tua per offrirti una cosa, per farti fare un qualcosa che per te è vantaggioso. Insomma, se viene è perché per lui è vantaggioso, è inutile che stiamo a discuterne. Purtroppo, tra l'altro, oltre a venderti le cose più care, spesso lo fa con raggiro, il che è proprio da non tenere presente. E l'ultima cosa, attenzione a tutti coloro che hanno fatto i famosi contratti energetici a prezzo fisso. Allora, noi stiamo controllando questo, e le grandi industrie che l'hanno proposto e che l'hanno fatto fino adesso sembra abbiano mantenuto la cosa, quindi tenetevi ben stretto quel contratto, però tenete presente che non c'è nessun obbligo a mantenerlo, perché la maggior parte cosa fa? Vi manda una lettera in cui rivede il costo e rivede tutto. Se non vi va bene cambiate il fornitore, se no rimanete con stesso ma con costi adeguati. Quindi non è una sicurezza neanche il fatto di aver firmato un contratto. Controllate le bollette, che non vi troviate sorprese, perché magari le pagate direttamente dal conto corrente senza controllarle, e magari ci sono stati già gli aumenti. Quindi attenzione anche a questo.
Assolutamente. Presidente Belli, un po' verso la conclusione, abbiamo due grafici interessanti sempre fatti dalla vostra indagine. Uno che fra i tanti rincari che sono stati registrati, qual è quello che sta influendo di più sul suo bilancio mensile, è la domanda che è stata posta. Qui vediamo un po' lo spaccato e il 55% risponde bollette di luce e gas. Solo l'1% dice nessuno, e invece poi c'è il 12% il carburante, farmaci 1%, prodotti alimentari 11%, però secondo me questo è in aumento, e poi vabbè tutti il 19%. È significativo di una situazione abbastanza critica, no? Vediamo anche la slide successiva, poi le do la parola. Cosa dovrebbero fare il governo per aiutare i pensionati in particolare? E la risposta del 50% è adeguare le pensioni all'attuale livello dell'inflazionistico. Il 12% alzare le pensioni più basse, il 26% abbassare le tasse sulle pensioni. Ecco, rapportato a situazioni non solo di pensioni, come dicevate voi prima, come diceva il Presidente Ormesi di Venezia, ma anche a tutte le buste paga dei lavoratori, a questo punto è necessario intervenire. Sì, questo è probabilmente un'indagine fatta, tutti quei dati che sono così, che hanno come riferimento lo spaccato più importante relativo ai pensionati, è perché probabilmente nel campione che è stato analizzato. Sì, era fatto da tanti pensionati, giustamente. È ovvio era fatto che dallo SPI. Quindi voglio dire, è venuto fuori quel campione lì. È ovvio che tutto quello che viene detto lì è giusto e sarebbe necessario. Però, diceva Paolo, sì, facciamo una rateizzazione e poi dopo cosa succede? Ecco, la Federconsumatori, perché altre volte ci è stato chiesto ma cosa fa l'associazione? Perché comunque questo caro bollette ci saranno in futuro e le persone che sono in difficoltà adesso lo potranno essere anche in futuro. Certo, la nostra associazione, ma insieme anche ad altre associazioni, sta lavorando. Mettiamo in grafica l'indirizzo, il numero di telefono e il sito, che così i telespettatori possono prendere giù nota. Prego, sì, teniamolo qui. Ecco, dico, stanno lavorando ad una piattaforma che cambi radicalmente la struttura della composizione dei costi all'interno della bolletta, perché ci sono dei costi, l'abbiamo detti prima, come gli oneri di sistema, che sono imposti di scopo, e va bene, alcune fanno riferimento a cose addirittura che non avrebbero più neanche logica di essere, e poi c'è la fiscalità. Queste cose incidono, addirittura la fiscalità viene applicata sopra le imposte di scopo. Allora, questo governo, il governo Draghi, ha preso un rimedio temporaneo eliminando gli oneri di sistema fino a giugno. Giugno. La fiscalità è stata ridotta al 5% fino a giugno, ma poi dopo sarà il caso di rivedere strutturalmente come viene composto il costo di una bolletta, e quindi eliminare gli oneri di sistema e andare incontro anche alla fiscalità. Anche uno fiscale, insomma, soprattutto, esatto, perché ci sono dei costi. Che però voi vi muoviate anche in modo costante. Sì, no, questo qui è proprio un lavoro importante, una piattaforma che sarà presentata al governo e che prevedono tutti questi aspetti che dicevo prima. Perfetto, io lo interrompo solo un secondo perché abbiamo avuto una telefonata che non l'abbiamo passata perché non era possibile. Ci ha chiesto due coniugi, marito pensionato e moglie senza nessun reddito né pensione. La signora ha diritto ai 200 euro, se sì cosa deve fare? Grazie. Sì, allora se la signora ha un reddito inferiore a 35.000 euro non ha niente, la moglie non ha niente, dice. Non ha niente, quindi deve recarsi presso una struttura CAF e fare l'ISE se non l'ha già fatto. Allora, prima cosa andare al CAF e fare l'ISE. Fare l'ISE, e quindi automaticamente poi c'è la comunicazione, il CAF che viene comunicato all'INPS e il diritto a percepire 200 euro. 200 euro quindi spettano anche ai pensionati? Sì, anche ai pensionati che non superano i 35.000 euro. Perfetto. Battuta di chiusura, lei Presidente Ormesi, proprio in chiusura. No.
Non mi mancherebbe, non voglio fare... No, volevo soltanto sottolineare sul discorso quando si fanno delle statistiche, si fanno sempre delle statistiche molto legate, bisognerebbe vedere infatti qual è come si chiama, il plateatico sul quale noi facciamo la statistica, prima di tutto. E come questa influisce, quindi per leggerla bisognerebbe capire. Qui vedo, quando si parla di bollette luce e gas, che è il 55% interessato da questo e spese sanitarie zero, dobbiamo tenere presente che su questo influisce il fatto che la bolletta della luce e gas arriva a tutti i cittadini. Poi chi ha bisogno invece delle cure sanitarie è una percentuale di cittadini. Certo, sì, perché questo è per sottolineare solo una piccola cosa, che anche sul campo sanitario ci sono degli aumenti è vero, marcati, ma soprattutto c'è sempre di più il tentativo di spostare dalla sanità pubblica alla sanità privata con costi. Chiaro. E su questo bisognerebbe un attimo indagare, perché secondo me questo 0% aumenterebbe notevolmente. Ecco, questo è quanto tengo a sottolineare, insomma. Ecco. Grazie Presidente. Allora, i temi ci sarebbero ancora tanti, perché poi quando apriamo il versante sanitario e sociale con i pensionati si apre un mondo. Io ricordo 041 97 15 08 Federconsumatori Veneto, presente, questo è il numero regionale, ma in tutti i territori, abbiamo visto Padova, Venezia, Treviso, Verona, sono tutte le province territoriali presente. Federconsveneto @federconsveneto.it per scrivere le vostre problematiche, oppure il sito www.federconsveneto.it. C'è comunque il telefono per le persone che hanno problemi con internet o quant'altro, chiamate, fissatevi un appuntamento nella sede più vicina, andate a risolvere il problema. Grazie Dario Belli che è stato qui con noi in studio, Presidente Federconsumatori Padova, grazie per il collegamento al Presidente Paolo Ormesi di Federconsumatori di Venezia. Grazie a entrambi, vi aspettiamo presto qui con noi e voi telespettatori la puntata guardatela, rivedetela naturalmente sul nostro sito. Buon proseguimento.